Buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci seguite, sono le 8 in punto, buongiorno Sicilia come sempre nelle vostre case per raccontare i fatti siciliani più importanti che vi abbiamo narrato attraverso i nostri telegiornali, ma naturalmente anche ciò che oggi scrivono i giornali. E per questo non sono sola, come ogni mercoledì c'è con me Lorena Dolci. Buongiorno Lorena. Buongiorno anche da me, tra poco torneremo per dare un'occhiata ai quotidiani locali e nazionali. Apriamo subito con quella che è stata la giornata di ieri, il 25 novembre. In tutta l'isola sono state veramente tantissime le manifestazioni legate appunto alle iniziative della giornata internazionale, la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Oggi abbiamo scelto di proporvi ciò che è accaduto nella città di Messina. Sentiamo. Scegli il rispetto, semina futuro è la scritta sulla maglietta contro la violenza disegnata da una studentessa del liceo Mauro-Lico e indossata a Messina dagli studenti durante un flash mob prima a Piazza Caroli e poi durante la camminata contro la violenza sulle donne con 500 ragazzi e le scuole cittadine che hanno detto no alla violenza sulle donne. È giusto manifestare, è importante manifestare perché noi giovani donne siamo ancora più spaventate di quanto lo fossero già state le nostre madri, le nostre nonne. Le nostre generazioni devono essere ancora più sensibilizzate e più attente a questi temi. Soprattutto noi ragazzi in realtà dovremmo essere predisposti a manifestare. Purtroppo è una violenza che nasce da una visione maschilista, una visione puramente patriarcale, quindi soprattutto noi maschi dovremmo essere portati a manifestare. Diciamo che anche l'atto che potrebbe essere molto semplice come prendere l'autobus c'è bisogno di un livello di attenzione che magari un ragazzo non avrebbe, perché si deve sempre dare l'occhio su quello che potrebbe essere pericoloso, su una persona che potrebbe avere brutte intenzioni. Mi sono sentita in pericolo tante volte per magari anche solo delle battutine o anche andando sola nell'autobus. Dopo il corteo con i rappresentanti delle istituzioni l'arrivo a Piazza Unione Europea, dove la prefetta Cosima Di Stani ha sottolineato la necessità di intervenire sui maltrattanti e l'aumento delle denunce, un segnale incoraggiante rispetto ai dati che riguardano i reati per cui scatta il codice rosso. A Messina nel 2024 sono stati 366, nell'anno che ancora non si è concluso 271. Iniziative come quella di oggi, ha detto, vogliono essere un messaggio di speranza, soprattutto in una città segnata quest'anno dal femminicidio di Sara Campanella. Ecco, commentavamo in studio con la collega, insomma è una generazione spaventata da un certo punto di vista un po' diverso da quello che accadeva anni fa, Lorena. Sì, certo, che però stanno acquistando sulla loro pelle questa consapevolezza e storie di donne che hanno vissuto anche loro sulla loro pelle la violenza sono emerse anche nei tanti cortei che ci sono stati in tutte le città. Su Repubblica ci racconta quello di Palermo, i racconti della paura è il titolo, nel corteo per le donne pensavo di morire, storie di amori tossici nel raduno al Politeama di Non una di meno, provò a strozzarmi mentre i nostri figli dormivano, racconta una donna, incinta e picchiata, racconta un'altra e così avanti. Ad esempio la storia di Diletta D'Arpa, psicoterapeuta oggi, che dice se non torniamo insieme mi faccio di eroina, le scriveva l'ex quando studiava all'università, una relazione breve di 4 mesi, mi seguiva, mi aspettava sotto casa, mi chiamava di notte. Oggi nel suo studio rivede lo stesso copione. Ricatto affettivo, ti stringe, ti isola. La colpa non è mai di chi lascia. E se Diletta ha messo nome e cognome, ci sono altre che invece si presentano con un nome di fantasia, come Stella, che dice ho avuto paura di non farcela, senza soldi e senza lavoro, perché la violenza economica cammina accanto a quella fisica e psicologica. Ma accanto a questa realtà che emerge non soltanto il 25 novembre, poi i provvedimenti si scontrano contro la scarsezza di fondi che non bastano per sostenere le case rifugio, perché il sistema di fuoriuscita dalla violenza in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia, è una struttura a 3 teste, case rifugio, comuni e regioni. Le prime accolgono, i secondi, cioè comuni, pagano, la terza rimborsa in parte spese che spesso superano di gran lunga le possibilità dei bilanci locali. In totale i comuni hanno
hanno rendicontato oltre 2,5 milioni solo di rette pagate nell'ultimo anno, la Regione ne copre 1,5. Tutto il resto ricade sulle casse cittadine, cioè dei comuni, e i numeri sono spietati. Pensate che ci sono circa 55 case rifugio accreditate che costano quasi 10 milioni di euro tra gestione e accoglienza. E abbiamo detto appunto che i comuni hanno finito i soldi per fare fronte a queste spese. Un altro argomento: ieri pomeriggio alle 14 è stata depositata la mozione di sfiducia delle opposizioni al governo della Regione. Il 2 dicembre è stata anche fissata la discussione in aula. Sentiamo. Sarà votata martedì prossimo, 2 dicembre, la mozione di sfiducia a Schifani. La discussione a Sala d'Ercole partirà alle 14. Le opposizioni avranno 3 ore di tempo per argomentare le ragioni del no a un governo, dicono i rappresentanti dei 3 gruppi di opposizione all'ARS, travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco. La mozione è stata depositata ufficialmente oggi alle 15, nonostante la conferenza stampa di mercoledì scorso che la annunciava. Si tratta di un documento semplice, in sole 3 pagine. Nonostante i tempi tecnici fossero prevedibilmente più lunghi, l'analisi degli uffici è stata fatta immediatamente nell'arco di meno di un pomeriggio e la conferenza dei capigruppo ha deciso per una seduta immediata la prossima settimana. Perché sia approvata servono 36 voti. Ai 23 firmatari della mozione si uniranno probabilmente i 3 deputati di Sud Chiama Nord, più per forma che per convinzione, ma all'appello mancheranno comunque 10 voti perché passi. Difficile, se non impossibile, raccattarli fra i banchi della maggioranza, nonostante la convinzione di farcela di Ismaele Lavardera. Il presidente Schifani ha già detto che non commenterà l'iniziativa delle opposizioni in questa settimana, ma dirà in aula quello che è il suo pensiero politico su questo modo di procedere. E fin qui il nostro Maglio Viola. Sui giornali cosa si dice, Lorena? Sì, allora si parla anche qui, siamo sulla Sicilia, mozione subito, manovra poi, e questa è un'inversione un po' insolita perché generalmente si finiva l'esame della finanziaria, ma invece ci sarà una pausa nell'iter della finanziaria perché martedì i partiti discuteranno in aula la mozione presentata, come avete sentito, da PD, 5 Stelle e Controcorrente, un testo che per essere approvato ha bisogno di 36 voti e in questo caso i parlamentari si pronunceranno in modo palese perché è escluso il voto segreto. Se la mozione venisse approvata si andrebbe ad elezioni anticipate entro 3 mesi senza neanche approvare la manovra. Ricordiamo che la mozione nasce dalle inchieste giudiziarie che hanno travolto la DC di Cuffaro in primis, ma che avevano già investito vari esponenti della maggioranza, big della Lega come Luca Sammartino e Fratelli d'Italia, Elvira Mate e Gaetano Galvagna. In più il centro-sinistra ha inserito fra le motivazioni i casi di mala sanità registrati nell'ultimo anno e le critiche sulla gestione dell'emergenza idrica e di quella che riguarda i rifiuti. Quindi vedremo come andrà a finire, anche se appunto abbiamo detto il voto è palese, quindi diciamo non si potranno fare avanti i cosiddetti franchi tiratori. Adesso ci spostiamo a Caltanissetta perché sono arrivate le prime condanne nell'inchiesta riguardante i maltrattamenti in una nota casa di riposo della città. Ci sono 2 condanne mentre 3 persone hanno patteggiato la pena. Ci dice tutto Rita Cinardi. Si conclude con 2 condanne e 3 patteggiamenti, uno dei 2 processi sui maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della casa di riposo Santa Chiara di Caltanissetta. Oggi il tribunale, presieduto dal giudice Santi Bologna, ha riconosciuto la responsabilità dei 2 operatori sociosanitari, Gaetano Marrocco e Pietro Castronovo, arrestati lo scorso dicembre durante il blitz dei carabinieri che aveva portato alla chiusura della struttura. Marrocco è stato condannato a 4 anni e 1 mese, Castronovo a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Entrambi avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così lo sconto di 1/3 della pena. Il tribunale inoltre ha accolto la richiesta di patteggiamento per 3 operatori che sconteranno la pena con 3 anni di lavoro di pubblica utilità. Secondo l'inchiesta, la Santa Chiara era diventata teatro di abusi e vessazioni ai danni degli anziani ospiti. I più fragili venivano immobilizzati a letto con mezzi di contenimento legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. Altri venivano offesi e in un caso era stato praticato un clistere che aveva provocato un'emorragia ad uno degli anziani che, secondo la ricostruzione degli investigatori, non era neanche stato portato in ospedale. Sono scene che colpiscono sempre. Sì. Sono arrivate le condanne. Lorena, a te.
Sì, lo leggiamo sulla Sicilia, che ci dà un dettaglio, cioè che questa inchiesta dei carabinieri è scaturita, questa indagine, dalla denuncia della cuoca che ha fatto scattare l'indagine dopo aver fatto uscire dalla struttura il proprio padre e alcuni altri parenti di suoi conoscenti. Quindi l'indagine dei militari dell'Arma che hanno piazzato le telecamere all'interno delle stanze di degenza della struttura, poi affidata ad un amministratore giudiziario, telecamere che, come abbiamo visto, hanno documentato questi abusi. Adesso si è arrivata a 2 condanne e 3 patteggiamenti per i maltrattamenti che si sono registrati appunto all'interno di questa casa di riposo. Adesso ci occupiamo di calcio, in particolare del Catania, perché cade una tegola davvero pesante sulla società rossazzurra, si infortuna molto gravemente uno dei suoi uomini certamente migliori fino a questo punto. Ieri i risultati degli esami diagnostici mettono KO Cicerelli per il Catania, una frattura del malleolo molto importante nella partita contro il Latina. Al primo minuto è successo davvero l'incredibile, sentiamo. Il Catania perde Cicerelli e per molto tempo. È una mazzata quella che arriva dall'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto il fantasista rossazzurro, costretto ad uscire dopo soli 7 minuti della partita contro il Latina a causa di un durissimo intervento di Porro. La risonanza magnetica e la TAC hanno evidenziato una frattura del malleolo tibiale e una lesione dei legamenti della caviglia destra. A causa della gravità dell'infortunio saranno necessari ulteriori accertamenti diagnostici e altre visite specialistiche per decidere se intervenire chirurgicamente o scegliere la terapia conservativa con un periodo di immobilizzazione e successivo percorso di riabilitazione. In ogni caso l'assenza di Cicerelli dal campo sarà molto lunga. Un duro colpo, soprattutto perché Cicerelli si è dimostrato un'arma in più per il Catania in questo avvio di campionato. Adesso ci sarà da studiare come sostituirlo. È uno dei nodi che dovrà sciogliere Mimmo Toscano, che ci ha lavorato già dal primo allenamento della settimana. In mezzo c'è Bagar, perché nella partita contro il Picerno oltre a Cicerelli potrebbe essere concesso un turno di riposo a Lunetta e così Stoppa, D'Ausilio, Corbari e Jimenez insieme al rientrante Quaini potrebbero giocarsi 2 maglie. Su Quaini però attenzione, perché potrebbe essere utile alla causa anche in difesa. Lorena. Eh sì, è stato uno shock per il Catania, Cicerelli shock, frattura del malleo, lo stop di 4 mesi l'abbiamo sentito, la rabbia dei tifosi, la reazione d'orgoglio dei compagni di squadra che leggiamo subito qua. Lottiamo per Cicerelli, una piena assunzione di responsabilità, un modo di fare quadrato e giocare per la maglia, per la città, per Aloi, adesso anche per Cicerelli. La maglia di Aloi è stata portata dentro l'Austanzone prima della gara di Casarano, qualcosa del genere potrebbe accadere anche a Picerno e poi venerdì 5 in occasione del confronto interno con il Crotone anche al Massimino. Ma cosa dice lui? Lui ha affidato un messaggio ai social, dice: difficile condensare in poche parole le emozioni contrastanti che mi percorrono in queste ore, ha scritto Cicerelli. Ci tengo però a ringraziare tutti per questo affetto smisurato che mi state dimostrando. Poi c'è l'ammissione: dovrò stare lontano dal campo per un po', ma non smetterò un secondo di seguire i miei compagni. Abbiamo creato uno splendido gruppo e farò il tifo per loro, per voi, per noi. E ancora parla il trequartista: vi prometto che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile più forte di prima. Naturalmente sotto questo post non sono mancati i commenti dei compagni, tra gli altri Jimenez e Quaini: ti aspettiamo fratello, e poi tutti gli altri: ti aspettiamo presto, Ciccio più forte di prima. E insomma sta sentendo naturalmente tutto l'affetto dei compagni di squadra e non solo. Allora, una linea restituita solo per un secondo, perché Lorena prende solo fiato un attimo per continuare la lettura della rassegna stampa. A te. Sì, allora andiamo a vedere intanto le prime pagine del quotidiano Repubblica di Palermo, dedicato appunto alla giornata contro la violenza sulle donne, la marcia per le donne, in centinaia al corteo contro la violenza di genere, la lista delle vittime elette in piazza e le storie degli amori tossici, alcune ve le abbiamo già preannunciate, siamo sopravvissute, e poi l'omaggio degli uomini in seconda fila. Di spalla c'è poi invece la crisi idrica, Schifani accusa
accusa il dirigente, crisi idrica fuori stagione che sta scoppiando in inverno nel Trapanese. Poi qua troviamo Rosario Naro, negata giustizia a mio figlio Aldo, il giovane medico ucciso da alcuni buttafuori e da un minorenne di fronte ad una discoteca. E poi ancora in tema di femminicidi la madre di Sara, basta un sospetto per denunciare. Ma andiamo a vedere le altre pagine. Questa è la Sicilia, il quotidiano di Catania, anche qua Schifani, svolta con 20 milioni ad Agrigento, l'acqua ci sarà. E poi una storia che riguarda l'Etna, dove come sapete è stato messo un biglietto per accedere e visitare i crateri silvestri, ma adesso spuntano anche altri proprietari di altre particelle, spuntano come funghi e diciamo rivendicano la proprietà di altri particelle e di altri territori. E poi andiamo a vedere invece l'altra pagina, il giornale di Sicilia, torna invece sulla quella serie di attentati intimidatori a Sferracavallo con 5 bottiglie trovate davanti ad altrettanti esercizi commerciali. C'era un biglietto su una bottiglia con un numero 5.000, la classica richiesta di pizzo, ma che cosa emerge? Che questi estorsori hanno anche perduto un pizzino. Pizzino perduto rivela la lunga lista del racket, e quindi il bar, il ristorante, la gelateria e il market. Adesso questo documento è nelle mani degli inquirenti, c'è sgomento dei commercianti di Sferracavallo, abbiamo denunciato, ci affidiamo la legge. Nel foglietto cifre fra 5.000 e 10.000 euro, è un grande interrogativo. Dietro c'è la mano dei Lo Piccolo, e questo la domanda a cui dovranno rispondere gli investigatori. E poi Gazzetta del Sud. Anche qua andiamo a vedere le notizie regionali. A Messina un caso che desta preoccupazione, bambino ricoverato al policlinico per un'infezione da Escherichia coli. È un undicenne che da giorni è sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva per un'intossicazione alimentare. E poi una notizia che troveremo poi anche in vari giornali, la drastica decisione del management della Tirrenia che hanno cancellato la linea Palermo-Napoli, il cosiddetto postale. Più di 300 marittimi e 14 amministrativi restano senza certezze dopo lo stop e le navi verranno dirottate su altre destinazioni. E allora torniamo ancora sulla giornata dedicata alla violenza contro le donne. Qui siamo a Messina, dove c'è stato anche qui un corteo. Irene, una sopravvissuta, ha lanciato un messaggio di speranza: bisogna denunciare, la paura passa, io ce l'ho fatta. E poi nella città che ha tributato questo grande spargimento di sangue con l'uccisione di Sara Campanella, anche una dedica della Lega Navale che ha intitolato una barca a vela a nome di questa giovanissima studentessa, citando anche l'ultimo post: mi amo troppo per stare con chiunque. E proprio su Repubblica parla la mamma di Sara, anche lei le esorta, bisogna denunciare anche solo sospetti. Lei è Maria Concetta Zaccaria, mamma di Sara Campanella, che ha lanciato un appello alle ragazze: non aspettate segnali espliciti, potrebbe essere troppo tardi. Questa famiglia straziata dal dolore che cerca appunto di farne una battaglia per ricordare Sara. Quel malato mi sta seguendo, è l'ultimo messaggio di Sara inviato ad un'amica poco prima di essere colpita dalle coltellate del suo aguzzino, un nemico invisibile di cui Sara aveva percepito la pericolosità nonostante non ci fossero stati segnali d'allarme, e su questo insiste la madre. Sara non era vessata dai suoi messaggi, l'omicida non ha mai usato parole inappropriate, non aveva manifestato alcun tipo di aggressività né fisica né verbale, eppure nel suo silenzio l'ha amata, odiata e punita poiché non era ricambiato. Perdere mia figlia per nulla è una cosa assurda, ma Sara non poteva denunciare ciò che non esisteva. C'erano soltanto pochi messaggi nella chat, eppure ha avuto l'intelligenza di registrare. E poi veniamo appunto al caso delle intimidazioni, della raffica di estorsione a Sferracavalla. Siamo alla borgata marinara di Palermo, in cui la mafia lancia la campagna di Natale. Ci sono infatti i nomi di una decina di negozi con le cifre da richiedere. Quel biglietto, probabilmente smarrito da uno degli autori del raid, potrebbe essere un pezzo della campagna di Natale del racket delle estorsioni. Chissà chi la sta gestendo, forse il vertice ufficiale del mandamento
l'appuntamento di Tommaso Natale in cui è tornato Calogero Lo Piccolo, oppure, come dicono a Sferracavallo, una banda di giovani, diciamo battitori liberi che si muove da un po' di tempo nella zona, o forse entrambi, magari perché Lo Piccolo ha trovato in libertà solo questi ragazzi picciuttazzi e sono diventati i suoi esattori del pizzo. I commercianti, fra l'altro, hanno dichiarato di non essere stati avvicinati da nessuno negli ultimi tempi. Naturalmente sarà poi la magistratura a chiarire anche questa posizione. Andiamo a vedere ancora su Repubblica, lo stop alla gara del 118 della Seus. Abbiamo seguito le linee della Regione. Fratelli d'Italia chiede al governatore di ascoltare i laboratori di analisi oggi in sciopero per evitare ulteriori disservizi ai cittadini e alle strutture convenzionate. Cos'è successo? Che lunedì l'assessore alla salute aveva chiesto di bloccare il concorso perché sospetto, c'era stata un'aggiudicazione con un ribasso sospetto che naturalmente arrivava al 99%. E poi andiamo nelle pagine di Siracusa del quotidiano La Sicilia, che ha aumentato la foliazione dedicando pagine a tutte le province siciliane, e c'è anche qui una storia di violenza, ma è una storia curiosa perché arriva in forma anonima con un messaggio, lo vedete qua, lasciato sulla panchina rossa accanto al tribunale, un messaggio anonimo carico di amarezza. Che cosa scrive questa donna? Picchiata per 5 anni da mio marito, ma il tribunale ha archiviato le denunce. Il mio ex mi alzava le mani per 5 anni, l'ho denunciato. Il tribunale ha archiviato le denunce e ha affidato i miei 3 figli al padre violento. Questa scritta con pennarello rosso e blu è comparsa nel pomeriggio di ieri in un foglio di carta affisso alla panchina rossa, che è divenuto il simbolo della violenza sulle donne, che spuntano un po' ormai dappertutto. Cambiamo argomento, ci occupiamo della crisi idrica fuori stagione nel Trapanese, ma anche a Ribera. L'acqua finita a Ribera, il derby politico dell'emergenza idrica, titola Repubblica. Schifani scarica il capo del consorzio perché sarebbero stati privilegiati gli agrumeti a discapito della rete di Trapani. Il sospetto di favori alla DC, ma ora è emergenza anche ad Agrigento. E poi andiamo a vedere questa notizia sui ticket ai crateri silvestri, ma quei sentieri sono miei, sull'Etna spuntano privati come funghi. Che cosa racconta? Appunto si parte dal ticket di 5 euro per l'accesso ai crateri silvestri di proprietà del gruppo russo Morosoli, solo che l'accesso ai crateri è su un terreno che invece non è della società, e lo racconta il proprietario Davide Biondi, farmacista, proprietario di queste particelle che coincidono con l'ingresso ai sentieri, proprio dove il gruppo Morosoli ha installato il furgoncino per il pagamento dell'accesso. La questione è divenuta rapidamente di natura legale perché sono partite subito le diffide. Vedremo come finirà anche questa vicenda. Noi ci fermiamo, a te Roberta. Ci fermiamo solo perché diamo uno sguardo alla città di Catania, al traffico della città. In questo momento lo scorcio che vediamo del Tondo Gioeni ci permette anche di volgere lo sguardo un po' più in alto al flusso veicolare che si sposta da Misterbianco verso il centro della città, che ci sembra piuttosto copioso, così come dall'altra parte. Andiamo adesso a vedere sempre il nostro viale Vincenzo Giuffrida, eccolo qua, traffico diciamo sempre più o meno lo stesso a quest'ora della mattina, e ci spostiamo un attimo sulla circonvallazione, ecco qui. Beh, no, diciamo, da una parte, dall'altra no. Sì, verso Ognina si cammina in modo abbastanza tranquillo, ma come sempre nella parte diciamo verso Misterbianco il traffico è estremamente è notevole. Andiamo adesso all'Etna. Lorena, neve. Una sorpresa, non me l'aspettavo perché vedevo un cielo grigio sopra Catania, invece l'Etna svetta con questa cima ormai imbiancata, perché certo le temperature sono calate, anche se devo dire per
poche ore, perché adesso sono risalite, ma la neve si sta mantenendo e forse c'è anche qualche sbuffo, non so, Sì, non è molto... sono, se sono sbuffi o nuvole, questo è difficile da capire, Bella però è cartolina, sempre bellissimo. bella cartolina. Sì, Andiamo sì. a vedere da Taormina. Ecco, qui invece le nuvole che dicevi sono copiose e non riusciamo nemmeno a vedere l'Etna, in un certo qual modo lo intuiamo soltanto. Comunque appunto le immagini da Taormina chiudono questa parte di Buongiorno Sicilia, che si ferma solo per un attimo e poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa. A tra poco. Buongiorno Sicilia, è il momento della seconda parte della rassegna stampa curata come sempre da Lorena Dolci. A te. Grazie Roberta, allora andiamo a dare un'occhiata alle quotidiani nazionali che, contrariamente a quanto accade in altri giorni, oggi hanno aperture molto diverse, dalle riflessioni sul dopovoto alle analisi sulla violenza contro le donne agli esteri, con questa trattativa che muove i primi passi in Ucraina. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, appunto scintille tra i partiti dopo il voto, frenata sul consenso libero contro le violenze, protestano le opposizioni. Schlein sente Meloni perché c'era stato appunto una sorta di patto, e poi naturalmente più basso l'accordo sulla pace in Ucraina. Kiev dice avanti sui 19 punti, si tratta l'inviato di Trump a Mosca. Andiamo a vedere Repubblica, legge contro lo stupro, dietro front della destra c'è stato un sì bipartisan al reato di femminicidio, ma Lega e Fratelli d'Italia fanno invece saltare la riforma sul consenso della donna, appunto la legge sullo stupro, e c'è stato questo contatto, questa diciamo telefonata tra Schlein e Meloni, le due leader dei due partiti di governo e di opposizione, che sottolineo sono entrambe due donne. Poi andiamo a vedere La Stampa, Trump vicini alla pace, ecco, dedicata agli esteri, ma Putin rifiuta il piano, e qui invece a taglio basso difese soltanto a metà, facendo riferimento appunto all'impasse in cui c'è il DL sul consenso ai rapporti. Allora, noi partiamo dalla giornata contro la violenza sulle donne. Vi abbiamo raccontato già dai quotidiani regionali tante storie, testimonianze di donne, anche di ragazze che hanno avuto purtroppo questa esperienza. Qui dalla Stampa vi voglio semplicemente leggere l'intervento di una scrittrice, Viola Ardone, che si rivolge agli uomini. Gli uomini che non vedono il problema, scrive, non leggeranno questo articolo. Agli altri voglio fare un appello: anche se non alzereste la voce e le mani contro una donna, dovete educare i vostri figli maschi, spiegate e non date nulla per scontato. E qui le foto di 4 donne vittime, dalla Giulia Cecchettin, la nostra Sara Campanella, Cinzia Pinna, Pamela Genini. E poi semplicemente un caso, perché a volte i testimonial d'eccezione fanno ancora più presa, neanche loro sono esenti da questo virus, e qui parla Juliette Binoche, che dice: io, educata, cresciuta in un clima di femminismo, eppure anche io cercavo la protezione di un uomo. E l'attrice racconta che le nuove generazioni sono molto più avanti di noi, l'abbiamo visto anche noi sentendo le studentesse delle scuole di Messina, ma probabilmente lo sono anche perché hanno più esperienza di questo tipo di violenza e di patriarcato. La Repubblica, apertura dedicata alla legge contro lo stupro, dietro fronte della destra, Lega e Fratelli d'Italia fanno saltare la riforma sul consenso della donna. La destra affossa la legge contro lo stupro, il reato di femminicidio ottiene il via libera unanime alla Camera, ma nelle stesse ore la riforma del reato di violenza sessuale, con l'introduzione del concetto di consenso libero e attuale, sfuma. Una delle poche leggi bipartisan su cui si erano spese sia Giorgia Meloni che Elly Schlein, e viene rinviata a data da destinarsi. In realtà chi ha fatto in questo caso lo sgambetto, cioè questo stop in attesa, è arrivato da parte della Lega, che ha chiesto un supplemento di indagine coinvolgendo gli alleati di Fratelli d'Italia, e quindi che si sono dovuti fermare perché minacciava una vera e propria crisi di governo. Ed ecco qui al Senato la maggioranza si sfila, Bongiorno, che è l'avvocato, chiede correzioni, la leader Elly Schlein dice vendetta sulla pelle delle donne.
Qui invece torniamo sull'analisi delle regionali. La leader del PD ancora la Schlein dice: alleanza al lavoro subito, siamo pronti a governare, diciamo rinvigoriti da questi risultati delle recenti elezioni. Andiamo agli esteri, venti di pace. Trump diciamo si dice sicuro che l'accordo è vicino, vedrò Putin e Zelensky, ma restano i nodi dell'esercito ucraino e della NATO. La stampa ci fa vedere le proposte a confronto. Vi metto in evidenza soltanto quelle che riguardano ad esempio l'esercito. Per la proposta russo-americana l'esercito ucraino non deve contare più di 600.000 uomini, per gli europei si parla di 800.000 soldati. Nel patto ucraino-americano la limitazione era stata rimossa. Naturalmente sono tante le divergenze. Zelensky accetta il nuovo piano USA e Trump manda Witkoff da Putin. Il sì dopo le correzioni, ma il ministro degli esteri russo punta i piedi, la base resta l'Alaska. I negoziati, che naturalmente sono ai primi passi, si faranno ad Abu Dhabi e vedremo come si svilupperanno nei prossimi giorni. E qua c'è un'analisi su questa trattativa, quelli che fanno i conti senza il Cremlino, perché mentre appunto sul tavolo ci sono queste proposte, lo zar tace e prende tempo. La strada per chiudere l'intesa è ancora ardua, questa è naturalmente l'analisi di un esperto. Dall'altra ci sono gli europei che si sono chiamati volenterosi, c'è stato un summit con Rubio, il sottosegretario americano, serve un contingente di peacekeeper. L'affondo di Macron, il presidente francese, che dice: useremo i beni russi congelati, aggiorni la soluzione, quindi una sorta di minaccia. Perché cosa dice Macron? Che non c'è la volontà russa di arrivare a un cessate fuoco, c'è bisogno di un esercito ucraino forte e senza limitazioni, mentre il presidente del Regno Unito, Starmer, ribadisce anche lui che occorre una forza multinazionale per garantire a Kiev robuste garanzie di sicurezza, mentre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dice: il finanziamento dell'Ucraina rappresenta un punto centrale dei negoziati, compreso l'utilizzo dei beni russi immobilizzati, un paese ormai devastato dalla guerra. Tutti i riflettori in questi giorni puntati sull'Ucraina, mentre c'è una fase di stallo in Medio Oriente. L'ONU dice: Gaza è inabitabile, un abisso creato dall'uomo. È arrivato il rapporto dell'Agenzia per i paesi in via di sviluppo, l'economia palestinese sprofonda naturalmente dopo la devastazione di mesi di bombardamenti, per ricostruirla ci vorranno decenni. E veniamo adesso, torniamo in Italia, un caso che sta dividendo l'opinione pubblica è quello della famiglia Nel Bosco. Siamo in Abruzzo, a cui sono stati tolti i 3 figli, avevano fatto una scelta drastica, molto radicale, di allontanarsi da tutte le modernità, da tutti i comfort. Adesso si sta raggiungendo una sorta di compromesso, i familiari hanno detto sì ai test sui nostri figli, i genitori sono più disponibili a trattare, il legale dice: in comunità i bambini hanno già socializzato con tutti, c'è un progetto per costruire un bagno. Nel frattempo il papà, che era rimasto in questo casolare, è ospite di Amici Neorurali, che sono queste comunità di persone che scelgono di vivere in campagna, ma appunto senza tutti gli agi della vita moderna. E cosa hanno accettato? Ci racconta la stampa: un nuovo bagno e il sì di medici. Così sono convinti con sollievo il papà e la mamma: riporteremo i bambini nel bosco. Oggi verrà depositato il ricorso del loro legale, che dice: nessun isolamento, la socialità è stata garantita. In realtà frequentavano una scuola di cosiddetta istruzione parentale, in cui i docenti sono scelti, diciamo, privatamente. Altri ancora bambini al centro della cronaca, in questo caso bambini che vivono in casa più che agiata, di lusso, perché parliamo della famiglia di Totti. L'accusa è che siano stati abbandonati senza sorveglianza di un adulto per alcune ore. C'è stato un processo per abbandono di minori, Totti si è scusato,
cioè si è giustificato, c'ero io con i 3 figli, ma il video a casa Totti smonta l'alibi della tata. La versione della donna raccolta dagli avvocati di Ilary Blasi, come vedete bambini in diversi contesti e vicende sempre poco chiare. In questo caso i bambini non possono per legge restare da soli neanche poche ore. E poi dalla Corte dell'Unione Europea arriva questa sentenza sui matrimoni gay, l'obbligo di riconoscerli anche da parte degli altri stati. In Italia le nozze celebrate all'estero vengono trascritte come unioni civili, invece secondo l'Unione Europea tutti i paesi sono tenuti a riconoscere i matrimoni tra coppie dello stesso sesso purché contratti in un altro Stato dell'Unione Europea. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In Italia è l'unico paese dell'Europa occidentale a prevedere per le coppie gay e lesbiche un istituto a parte, appunto le unioni civili. E quindi diciamo per l'Unione Europea si dovranno adeguare. E poi una vicenda che abbiamo già anche trattato a volte nei nostri focus, e cioè questa ossessione anche delle ragazzine più piccole del loro aspetto. C'è una vera e propria mania, una baby mania del filler. Addirittura fra i 19 e i 34 anni, quindi nel fiore dell'età, la moda di anticipare l'invecchiamento per scongiurare quindi l'utilizzo di questi filler, cioè iniezioni di sostanze riempitive che si usano in medicina estetica per correggere inestetismi e imperfezioni. A proposito di perfezioni, parliamo di Chiara Ferragni, diciamo testimonia, influencer, naturalmente bellissima, a cui tante ragazze guardano, coinvolta nel caso del Pandoro Gate, che essi 1 anno e 8 mesi, lei ribadisce la sua buona fede sul caso Pandoro, intanto va avanti il processo per truffa aggravata e dice sempre fatto beneficenza, mai lucrato su nulla. Ricordiamo, prendeva €1 milione per una pubblicità. Ci fermiamo qui, a te la linea, Roberta. Sì, grazie Lorena, noi abbiamo una pausa e subito dopo inizieremo ad ricevere i nostri ospiti, tanti davvero gli argomenti di oggi, vi aspettiamo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ho 2 ospiti bellissime che vi voglio subito presentare, sono con noi Liliana Nigro, buongiorno Liliana, docente dell'Accademia delle Belle Arti, ma oggi in veste di direttore artistico di un appuntamento davvero importantissimo, e poi abbiamo Gabriela Scibilia, presidente dell'associazione Fuori di Testa. Possiamo dire che siete entrambe un po' fuori di testa? Io direi più di entrambe, penso che siamo parecchia gente. Chi è che non lo è? Chi è che non lo è? Viva e viva esserlo in certe occasioni. Allora, molto spesso nelle iniziative legate al 25 novembre ci si dice che non sia una giornata punto e basta. In effetti non lo è, perché chi tiene all'argomento non si limita certamente a organizzare cose il 25, ma continua la discussione, e voi lo farete perché è previsto domani un appuntamento che si chiama Ti amo da morire, prevenire è meglio che curare, perché diciamo sempre lottiamo contro la violenza, ma parliamo anche della prevenzione della violenza, e così appunto domani ci sarà al Casale dell'Arte questo bell'appuntamento che avete voluto, che si rinnova in pratica, Liliana. Allora sì, intanto sono veramente contenta perché il ruolo di direttore artistico, io sono il vicepresidente dell'associazione Fuori di Testa, che fra le altre cose quando cercavamo il nome piccolo inciso, io ho detto ragazzi siamo fuori di testa, mi sono bloccato, ho detto va bene è questo qua, e quindi insomma sono contenta che Gabriele è il presidente, perché forse avevamo bisogno tutti di uno scossone, ed essere consapevoli di una sana follia ci fa sentire meglio. Perché il 27? Infatti penso che essere qui oggi diventa un po' anomalo. Tu mi conosci indipendentemente dallo studio, insomma sappiamo chi siamo. Io sono una persona trasversale che non ama le consuetudini, però proprio stamattina insieme al tuo collega Daniele Loporto dicevamo che anche Mattarella, non so se mi abbia copiato, ma noi non siamo amici e non ci sentiamo col presidente, anche lui sosteneva che il 25 novembre potrebbe essere tutti i giorni dell'anno. Perché tutti i giorni dell'anno? Perché fare soltanto clamori o scarpe rosse, panchine, discorsi, io per carità non critico chi è che lo faccia
Però il fatto di farle il 27, non portare nessuna modella donna con abiti rossi, con scala, noi porteremo degli uomini, gli uomini della Porta Accanto. Abbiamo messo sul mio profilo Facebook e anche su quello dell'Accademia dei miei ragazzi, abbiamo visto che ci sono persone in pensione, ex marascialli dei carabinieri, un medico, un ragazzino di 10 anni, un signore sulla sedia a rotelle. Cioè noi dobbiamo prevenire, meglio che curare. Infatti Ti amo da morire è la seconda edizione, ma prevenire vuol dire educare. Io, l'hai detto prima nel tuo cappelletto introduttivo, faccio l'insegnante e i figli delle mamme, delle mogli, dei padri stanno più con noi, e quindi se noi non abbiamo un ruolo determinante, importante, per far capire loro che bisogna fuoriuscire dall'educazione. Io la giornata di domani sera la voglio dedicare agli uomini, perché il messaggio che noi dobbiamo rivolgere è proprio a loro, all'uomo della Porta Accanto, all'uomo che ci dice di incontrarci per l'ultima volta per discutere su un divorzio o su una fine che non verrà fatta. Gli ospiti che ho scelto, anche lì intanto sono contentissima per tutti di aver squadrito a Marisa Scavo, che ringrazio personalmente. Dopo un anno mi ha detto sì, se ci fosse lo stalkeraggio io sarei insomma già sulla buona strada. Sì, però anche, voglio anche ringraziare Mirko Stefio, perché Fuego Latino, anche lì ho messo il naso o il piedino nella coreografia. C'è una sorta di flamenco cantaiondo che poneva 3-4 figure maschili contro una donna. Io anche lì ho fatto 3-4 figure femminili contro un uomo. Allora, il discorso l'hai fatto perfetto, perché hai raccontato praticamente in sintesi quello che sarà un confronto, sì. Però un confronto che prevede anche delle presenze artistiche, perché io dico sempre che poi l'arte in realtà è uno strumento, un viatico molto potente, no? Noi magari possiamo fare 1000 parole, però una coreografia, una canzone, un passo possono incidere nell'animo di una persona forse tante volte più di miliardi di parole, quindi è un connubio perfetto. Però io vorrei andare da Gabriella, perché quando noi parliamo di associazioni, no, mi farebbe piacere sapere chi è Fuori di Testa, nel senso, perché nasce, che cosa fate, se uno si sentisse particolarmente fuori di testa potrebbe rivolgersi a te. Assolutamente, l'abbiamo voluta fortemente questa associazione. Liliana è appunto il vicepresidente, abbiamo Paolo Giansiracusa che è un critico d'arte, sempre nell'associazione, abbiamo uno psicologo, Sarà, che si chiama Vincenzo Di Natale. Sarà uno sportello, ma in realtà questo nasce perché io sono vittima di violenza e ho iniziato a cercare delle associazioni, ma tutte le associazioni che ho contattato in realtà erano solamente chi faceva orientamento, nessuno aveva uno sportello e nessuno riusciva a prendermi in carico, me e i miei figli, per capire come potevano aiutarmi. Allora da questa è nata la voglia proprio di fare questa associazione, perché so esattamente di che cosa ha bisogno una donna quando ha bisogno di essere aiutata subito, lei e i propri figli. E allora ho pensato di fare questa associazione, che non è nata per gioco, è nata proprio perché vogliamo dare una mano a chi ne ha bisogno. Sarà uno sportello aperto 24 ore, abbiamo bisogno di tutti, perché secondo me è importantissimo l'educazione anche per esempio nella scuola, l'educazione dei ragazzi, perché sono loro il nostro futuro, e quindi c'è anche tanta attenzione verso gli uomini, perché anche verso di loro dobbiamo fare tanto lavoro, e quindi proprio abbiamo voluto questa associazione per dare voce a chi non ne ha. Allora, mi piace molto questo discorso. Prima nel corso della rassegna stampa la collega Lorena Dolci leggeva un articolo, no? Ed era emblematica la fotografia. Una donna ha lasciato su una panchina rossa un bigliettino dove scriveva il suo dolore, l'essere vittima di violenza, ma era concentrato lì. Quel bigliettino anonimo, scritto in modo particolare, faceva capire che c'era da una parte una donna che soffriva, dall'altra una donna che aveva paura anche a dichiararlo, perché quello era l'unico modo che aveva scelto. Allora, un deterrente alla paura
è anche poter essere presi in carico aiutata. E aiutata. Assolutamente. Ditelo voi, perché assolutamente bisogna denunciare, ma se non volete denunciare venite da noi, vi aiutiamo, abbiamo un avvocato, abbiamo uno psicologo, abbiamo tutte le figure per aiutarvi. Le mie ferite che lacrimano sono diventate delle feritoie e sono diventate un'opportunità per dare aiuto a chi ne ha bisogno. Quindi vi aspettiamo, siamo in via Playa 200, 24 ore, abbiamo un numero e siamo pronti ad aiutarvi, a voi e ai vostri figli. A chi è rivolto domani questo appuntamento? Chi potrà venire? Come dicevo prima, è rivolto in primis agli uomini, no? Al fatto, allora, noi vogliamo che domani non sia una serata sterile da consumare, no? La sagra del divertimento, esatto. Mordi e fuggi. Domani speriamo, anzi non speriamo, siamo convinte che sia un germe, un seme da mettere nella testa di ognuno. Io spero fortemente, le mie parole magari per chi li sente saranno anche un po' forti, e queste sono le immagini che vedete, che sono le immagini del repertorio dell'anno scorso. Infatti quest'anno Ti amo da morire e Ti amo da morire parte secondo appuntamento, ma Ti amo da morire, come dicevi tu poc'anzi, prevenire è meglio che curare, proprio l'educazione è rivolto a tutti, vogliamo che tutti, ti dicevo prima che io spero veramente tanto che domani sera tutta la gente che verrà, e mi auguro che anche tu sarai dei nostri, possa andare a casa per passare una notte insonne. Dobbiamo riflettere, perché l'arte, come dicevi poc'anzi, il fatto dell'abito, no? Del vestito, dello spettacolo, della forma di spettacolarizzazione non è mai fine a se stessa. La moda è un modo di fare, quindi lo spettacolo, portare in scena con un linguaggio non verbale, performatico, qualcosa vuol dire anche rendere un messaggio da far veicolare agli altri. Io spero che dopo domani notte nessuno dormirà, penserà di agire, penserà di venire da noi. Noi abbiamo le porte aperte perché Gabriele e tanti altri che siamo là dentro abbiamo vissuto non sempre in prima persona, ma conosciamo bene il problema, e quindi vi aspettiamo perché questo viaggio non è soltanto un viaggio. L'associazione è la prima associazione che non è nostra ma è di tutti, perché tutti devono utilizzare. Quindi le porte aperte, era quello che volevo chiederti e volevo confermato. Le porte aperte domani sera al Casale dell'Arte a partire dalle 19:30, sì. Per questo momento che sarà sicuramente un momento di emozioni, perché ogni volta che io vedo Vera Squatrito, che tra l'altro è stata vostra compagna di viaggio anche nella passata edizione, io penso che le donne come lei abbiano un potere straordinario, no? Dico sempre le testimonianze, noi che le raccogliamo, noi che le facciamo parlare, che diamo spazio in questo senso, credo che loro abbiano veramente quasi assunto una forma di dovere nei confronti della collettività, e Vera è certamente una delle delle paladine più forti nella comunicazione. Lei domani sera sarà con noi. Perché comunque con Vera abbiamo intrapreso un percorso almeno 10 anni fa, però il fatto di chiamarla sempre è la cosa che mi fa tanto sorridere, quando la mia telefonata arriva abitudinariamente, come di consuetudine, una settimana, 15 giorni prima, e lei mi dice sempre, apre sempre la telefonata: ti aspettavo, casogno. Certo. Quindi insomma lei è assolutamente così. Pazzesca. Allora, siamo alla fine, due cose, una in particolare, voglio sapere i numeri. Voglio sapere quante persone si rivolgono allo sportello, quante persone bussano a Fuori di Testa, e se questo è un dato in crescita. Allora, intanto è un'associazione appena nata, quindi ci stiamo organizzando per fare tutto questo, quindi ancora non possiamo parlare di numeri, però spero che l'anno prossimo ci inviterai e quindi potremo parlare di numeri. Bene, no, però il dato, come dire, è sempre un dato importante da capire anche sulla scia di associazioni neonate, perché voglio dire, già come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Abbiamo raccontato nella giornata di ieri numeri davvero incredibili, non parliamo solo di femminicidi, parliamo di violenza di genere in generale. Hai citato il mio caro amico e collega Daniele Loporto, che voglio salutare, non so se ci segue. Hai scelto un uomo per moderare questa cosa, un uomo con la sensibilità l'ho fatto apposta, che
Daniele ci segue sempre e l'ha detto, curerà l'ufficio stampa di questa nostra manifestazione. Proprio la mia scelta è stata di avere uomini per collimare, per fare ancora di più, amalgamare il nostro universo femminile e quello maschile. Grazie, donne Grazie a voi. bellissime e in bocca al lupo per domani Grazie, sera. crepi. Noi ci fermiamo, diamo solo un'occhiata al tempo in Sicilia e torniamo, vi dico, per un collegamento con il Senegal. Anzi, il Senegal lo posticipiamo, adesso abbiamo la musica. A tra poco. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole al nord e sulla Toscana, solo qualche rovescio di pioggia in serata sul territorio romagnolo. Il contesto sarà variabile al centro-sud e a tratti sulle 2 isole maggiori. Infatti sulla Sicilia avremo sì prevalenza di sole, ma sarà possibile qualche isolato fenomeno a carattere sparso, specialmente sul versante tirrenico e su quello occidentale. Attenzione ai venti che soffieranno ancora sostenuti sulle zone costiere con mari mossi localmente anche molto mossi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Per quanto riguarda la giornata di giovedì avremo ancora della variabilità, non mancherà il sole specialmente sul versante ionico e nelle aree interne, ancora qualche possibile disturbo sulle zone costiere del versante tirrenico e di quello meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ed eccoci tornati, buongiorno Sicilia, dà il buongiorno a un cantautore catanese che si chiama Fabio Abate. Buongiorno. Come stai Fabio? Benissimo, alla grande. Allora, Fabio è, come dire, addirittura d'arrivo verso la realizzazione di un ennesimo progetto musicale, un omaggio non usuale al grande maestro Franco Battiato. Diciamo non usuale non a caso, Fabio? No, non a caso. Tutto nasce da un desiderio, quello di riuscire a portare la musica di Franco nei teatri. Era quello il mio desiderio e da qui nasce questo progetto che ho ideato insieme a tanti collaboratori, tanti amici. L'idea era proprio quella di riuscire a portare la musica dentro i teatri, la musica di Franco, affinché la gente possa ancora sentire le canzoni e specialmente i giovani, far avvicinare i giovani alla musica di Franco, perché Franco, come sappiamo, era davvero una persona immensa. Senti, tu non lo dici a caso perché il tuo è stato un rapporto personale, no, Sì, con Battiato. sì, l'ho Puoi anche ricordarmi conosciuto. qualche particolare, qualche momento tuo personale con Battiato? Certo. È una cosa molto simpatica che ricordo di Franco, la sua puntualità. Il suo rapporto col tempo, ad esempio mi dava un appuntamento e mi diceva: Fabio, alle 18:43 dovrò salutarti perché poi dopo avrò degli altri incontri. Quindi era davvero una persona molto quadrata, molto puntuale. Si svegliava molto presto al mattino, faceva le sue pratiche. Un po' diverso dagli artisti in generale, no? Che non che si svegliano presto, di solito c'è questa cosa, no? Gli artisti non disturbiamoli prima di mezzogiorno perché non si alzano. Invece no, lui era un uomo della prima mattina, no? Della prima mattina, col tè, la colazione e poi tanta meditazione. Tanta meditazione. Sì. Senti, che cosa sarà questo spettacolo che adesso insomma diamo le coordinate? Il 21 dicembre sarai al Teatro al Massimo di Palermo con questo centro di gravità permanente, però ci tieni insomma a sottolineare che hai scelto un repertorio molto particolare di Franco, forse quello meno conosciuto. Sì, l'idea era proprio quella di scegliere un repertorio anche del Franco, del primo Franco, quello più sperimentale, quello più tecnologico, no? Diciamo tra virgolette, perché Franco è stato sempre uno all'avanguardia con la musica. Mi raccontava lui stesso che anche Giorgio Gaber a volte lo chiamava per avere consigli sulle nuove sonorità, sui nuovi sintetizzatori dell'epoca. Quindi l'idea era proprio di non fare solo ascoltare il Franco sinfonico, quello che magari conosciamo di più, ma anche il Franco più sperimentale, con brani tipo Il ballo del potere, Voglio vederti danzare, tutta rivisitata con la nostra elettronica, abbiamo messo anche un po' del nostro. Quindi far conoscere anche il Franco meno conosciuto al pubblico. E come sarai sul palcoscenico? Con chi sarai? Allora, abbiamo una bella squadra. Sì. A parte me ci saranno dei danzatori e c'è la compagnia Circle Visionaire che sono anche dei giocolieri, dei danzatori, delle voci narranti.
Quindi è proprio uno spettacolo che vuole raccontare nei dettagli il personaggio Franco. Ecco, quindi una band di tutto rispetto che renderà le giuste sonorità in una Palermo che abbracci ancora una volta, c'è grande amore, diciamo c'è un reciproco scambio tra te e Palermo, è vero? Sì, è una città che io adoro, una città col quale riesco sempre dove riesco sempre a trovare degli spazi per creare delle cose nuove, e qui hanno accolto al Teatro al Massimo questa idea. Speriamo davvero nell'affluenza del pubblico. Senti, tu sei un musicista autentico, no? Sei un autore autentico, la tua vita racconta l'inizio con la cantantessa, tantissime esperienze, candidature al David di Donatello, e poi ti devo dire mi ha colpito molto questa scrittura di una canzone proprio per raccontare una storia d'amore particolare, quella tra Vittoria e il più giovane degli agenti di scorta di Borsellino. Sì, questo è un progetto su cui io sto lavorando adesso. A quanto pare ci sarà anche una fiction che presto inizieranno a girare, e ci sarà anche questa canzone, Vittoria, che appunto è dedicata alla compagna di uno degli uomini della scorta di Borsellino, il più giovane. Il più giovane. Il più giovane. E oggi lei, Vittoria, si sta aprendo al mondo perché vuole raccontare in prima persona ciò che lei ha vissuto con questa terribile esperienza. Quindi abbiamo scritto una canzone insieme a Moffo Schimmenti, che è un autore delle Madonie. Abbiamo scritto questa canzone, è piaciuta tanto anche alla produzione per questa nuova fiction, e quindi questo sarà un nuovo progetto su cui sto lavorando. Quando sarà possibile farcela ascoltare? Penso molto presto. molto presto, quindi lo dico alla nostra redazione, invitato la prossima volta, perché vogliamo assolutamente gustare questa perla, no, che nasce dalla tua sensibilità assolutamente rara. Senti, abbiamo parlato del tuo rapporto con la Consoli e vorrei un tuo commento, no, su questo meraviglioso recupero del dialetto. È come se in questo tempo musicale lo sdoganamento, no, del nostro dialetto sia veramente un tratto distintivo. Ti piace questa cosa? Tantissimo. Partiamo dal fatto che il siciliano è una lingua, certo. Quindi è una vera e propria lingua, tra l'altro anche l'italiano, no, quanto pare, certo. Nasce dalla scuola siciliana. Quindi questo sdoganamento penso sia davvero una cosa incredibile, ma come succede anche con la città di Napoli, no? Però Napoli, insomma, stanno più avanti da questo punto di vista, cioè viene sempre un po' perdonato, no? O comunque è stato sdoganato molto prima, anche in grandissime manifestazioni. Con la Sicilia, secondo me, si è faticato un po', ma stiamo messi benissimo. Siamo messi bene, grazie anche a dei personaggi come Rosa Ballisterelli, esatto. No? Perché lei è stata una delle prime che ha sdoganato la lingua siciliana. E poi la Carmen, la nostra cara cantantessa, lei è anche una di quelle che fa tanto lavoro sulla lingua siciliana e sulle canzoni che lei spesso pubblica in siciliano. Quindi onore a questi personaggi, a questi artisti che portano avanti la nostra lingua, che è bellissima. Senti, ci dobbiamo aspettare qualcosa da te in questo senso? Stai scrivendo? Sì, ho il mio disco pronto, quasi pronto, e fra poco verrà anche pubblicato, quindi non vedo l'ora di pubblicare il mio nuovo disco. E poi, naturalmente, l'attività live. L'attività live, sì. Senti, ribadiamo l'appuntamento, facciamo un recap su Palermo, ci saranno altre date di questo centro di gravità permanente, sì. Hai già un calendario che ci puoi dire? Ci stiamo lavorando, però già abbiamo certamente Roma, andremo a Roma, dove tra l'altro io sono grande amico di Carlotta Proietti, la figlia del grande Gigi, quindi anche con lei stiamo cercando di fare delle cose assieme, tra cui questo spettacolo, l'idea è quella di portarlo anche su Roma, perché mi piaceva anche l'idea di farlo uscire dalla Sicilia, e poi avremo Catania ad aprile e anche Messina, molto probabilmente anche ad aprile. Anche perché, dai, diciamolo, insomma, dire facciamo un omaggio a Battiato, no? Sembra una cosa che insomma, abbiamo sentito tante volte. Farlo con queste caratteristiche, con questa intenzione, no? Di portare quel Battiato, da chi Battiato lo conosce molto molto bene, è certamente insomma uno spettacolo che va visto, che va seguito, sì. Per cui ti faccio tantissimi, come dicono, stavo per dire auguri, no,
in bocca al lupo. Grazie. Per Palermo e per tutte le altre date. Hai già un po' di cose da farci ascoltare la prossima volta, il nuovo progetto e certamente quella canzone a cui facevo riferimento, che è molto interessante già nella tematica. Grazie a Fabio Abbate. Noi a questo punto ci fermiamo, e torniamo tra poco. Buongiorno Sicilia. Siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia. Vi avevo preannunciato che oggi avremmo avuto un collegamento con il Senegal. Allora, il nostro collegamento con il Senegal c'è. Io voglio farvi vedere l'immagine che arriva proprio da questo luogo, che racconta quella che sarà una storia bella che dovrà nascere. Vedrete, state vedendo appunto un'attività di cantiere, una costruzione. Allora, noi vi raccontiamo, e ve l'avremmo voluto far raccontare da Raul Vecchio, che se ci sente in questo momento potrà raggiungere ovviamente quella postazione, che al momento è una postazione fissa, ma è il racconto di un'attività, di un'associazione nata in Sicilia, nata a Catania, la Balo Salo, non credo di averlo pronunciato benissimo, per cui mi sarebbe servita la presenza di Vecchio, che è un'organizzazione umanitaria che ha deciso di fare una cosa meravigliosa, e cioè di occuparsi delle problematiche della malnutrizione infantile. E proprio in Senegal, lo state vedendo nuovamente, lo rimettiamo per cortesia dalla regia. Ecco, questo è il lavoro di un centro che sorgerà nel capoluogo del comune di Baghere. È una struttura pensata per integrare la cura, la prevenzione, gli spazi per le visite mediche, insomma un centro per dare spazio ai bambini, che sono davvero tantissimi, che soffrono di malnutrizione acuta. Pensate che il tasso di malnutrizione è stimato al 12,5% nella fascia dei bambini tra 0 a 5 anni. Dobbiamo dire che questa è un'iniziativa che continueremo a seguire, nonostante oggi appunto stiamo avendo solo la possibilità di mostrarvi il luogo, dove al momento insomma i lavori sono fermi, ma continueranno per dare vita a questa costruzione. Cercheremo di ricollegarci, se riusciremo, anche solo per un minuto nel corso di Buongiorno Sicilia, proprio con Raul Vecchio, che è il presidente fondatore siciliano di questa associazione. Adesso invece noi andiamo a prenderci un pochino più di tempo oggi, e ci sta pure, perché di solito lo facciamo correre. Parliamo di Marco Amato, dunque il tempo delle stelle. Ciao Marco, buongiorno, ti vedo collegato e allora ti saluto con molto piacere. Oggi abbiamo qualche minutino in più, per cui cerchiamo di approfondire oggi questa tematica di quello che ci dicono gli astri. Ebbene, ben contento di avere un minuto in più, visto che oramai sono diventato il velocista dello zodiaco in TV. Sì. Mi fa piacere avere questo titolo. Dunque, vi volevo raccontare di due personaggi bellissimi che mi hanno sempre molto colpito e affascinato per due motivi diversi, ma che appartengono allo stesso segno zodiacale. Infatti oggi voglio parlarvi di quanto è potente il segno zodiacale dell'Ariete. L'Ariete, il primo segno zodiacale, esplode dall'imprimatur di Big Ben. Inizia tutto con l'Ariete, è un soffio di vita. Ogni Ariete sarà sempre un capo nella sua vita e gestirà una sua filosofia, una sua scuola, una sua arte. Ebbene, due di loro in particolare mi hanno colpito per dei motivi importanti. Uno è Mister Tamburino, ovvero il maestro Battiato. Ne sentivo parlare poco fa. Vorrei raccontare che Mister Tamburino, che lui cita in una sua canzone, Bandiera bianca appunto, Mister Tamburino non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare, è una citazione di Bob Dylan. Il Mister Tamburino a cui si fa menzione è l'affabulatore, ovvero il pifferaio magico, il tamburino che insomma dà il ritmo alle truppe, l'inizio di qualcosa, il capitanare qualcosa. Ogni Ariete ha questo potere, quindi sia Bob che al maestro Battiato hanno impresso il senso condottiero proprio dell'Ariete.
c'è anche una donna meravigliosa che ha fatto della sua vita, della sua carriera e della sua arte un must, una strada, ed è proprio un altro ariete che io da piccolo chiamavo Zia Ro, perché era Rosa Balistreri. Come sapete, l'astrologo è licatese e Rosa era la vicina di casa di mia nonna paterna e mio padre venne cresciuto proprio da Zia Ro. Rosa, peraltro, è diventata simbolo di tendenza, di femminilità, la vera folk siciliana. Io lo capii da grande, per me era un'altra cosa. Proprio ieri sera a Palermo al Teatro Biondo è stato assegnato il premio Rosa Balistreri, che è andata a un'altra Rosa, Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi, a cui faccio gli auguri. L'ariete ha l'immensa potenza di dare un inizio, e tutti gli inizi che siano benedetti, come dice Fiorella Mannoia. Dunque, ora andiamo a noi. Dopo tutta questa musica, canzoni e citazioni, vi racconto che oggi nel cielo c'è una meraviglia. Venere compie trigono con Giove, Marco, mi ma anche senti? con Saturno e Nettuno. Un tripudio d'amore. Cosa succede nello zodiaco? Ariete. Oggi vi riesce benissimo il gioco di squadra, perché proprio voi siete quelli che capitanano meglio tutto. Divertenti e scanzonati, i trigoni nel cielo vi appassionano e vi innamorano. Toro, come una Venere così splendida e così in gioia, oggi vi sorprenderà la diversità, il nonsense, un po' il non seguire un programma sicuro, andare assolutamente col vostro senso migliore, l'affetto, l'amore, il sentimento. Quindi buona giornata, Toro. Gemelli, per voi oggi la giornata risulta vantaggiosa, ma vi propone di gestire un po' meglio il peso io-altri, proprio perché Sole e Marte sono in opposizione, quindi c'è ancora un ostacolo da affrontare, ma la vostra dialettica ci riuscirà ancora una volta. In serata consiglio con un amico. Cancro, per voi è splendido perché Giove è proprio nei vostri gradi, gode di Venere, di Saturno, di Nettuno, grandi progetti. Il Cancro sta vivendo un momento di grande affermazione e non è labile, immobile come al solito, anzi è forte, quindi utilizzate bene il periodo. Leone, divertentissimo per voi oggi, che vi divertirete a giocare con le belle cose, col bello, con Venere, con gli affetti, con i piccoli, con i figli e con tutto l'amore che avete intorno. Vergine, una giornata assolutamente splendida perché Venere e Mercurio sono in 5 velocità. Per voi oggi Venere risulta in primo piano, la vedete chiara, ferma di fronte a voi e finalmente riesce a legiferare. La Bilancia, che è un po' protocollare nel suo essere, aveva bisogno di stabilire accordi importanti. Ecco, ci siete riusciti. Scorpione, Venere è proprio da voi, quindi chi più di voi gode di questa meraviglia di una Venere così ben espressa oggi? Finalmente uno Scorpione innamorato, viva Dio. Sagittario, per voi oggi Sole e Marte danno assolutamente spettacolo, si muovono velocemente, agiscono, vogliono fare. State però un po' calmi perché ci sono delle tempistiche che Saturno vi impone che non sono quelle immediate, quindi un po' meno istinto e un po' più capacità d'ascolto. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto particolare perché il consiglio di Venere e di Marte vi chiariranno finalmente qualcosa in amore che era un po' un rovello per voi e che ora finalmente si scioglie. Acquario, la luna oggi è nel vostro grado, bello di così, essere anche se di prender posa proprio non ne avete voglia, oggi un po' elettrici e un po' pronti a raccogliere anche gli assensi degli altri. Pesci, oggi è una giornata bellissima, Venere così splendida e intrigono a voi, quindi segni d'acqua sono i più magnificati in assoluto da queste posizioni planetarie che sembrano recare un perfetto ordine armonico, soprattutto nei pesci che riguarda il lavoro e gli effetti primari. E detto questo, al velocista dello zodiaco vi auguro buongiorno Sicilia, ciao Roberta. Ciao, ciao, assolutamente, grazie. Allora, io ho in studio la collega Lorena Dolci che mi ha raggiunta, anche lei pronta diciamo, a dare qualche altra notizia che arriva dai giornali, però come vedi Lorena, adesso il nostro collegamento con il Senegal sembra esserci, o perlomeno c'era anche prima il nostro collegamento. Do il buongiorno a Raul Vecchio, che è il presidente e fondatore dell'associazione Aiutami Raul, Baluo Sao, o lo dirai meglio tu? Buongiorno a tutti. Baluo Salo.
Ok, allora noi ci siamo già collegati prima, abbiamo mostrato al nostro pubblico quello che è un cantiere, abbiamo un po' raccontato a modo nostro che cosa sorgerà in questo luogo bellissimo. Tu sei l'anima evidentemente di questa associazione e l'hai fatto con grande, come dire, con grande amore, no? In particolare nei confronti di questo paese e dei bambini di questo paese. Quanto hanno bisogno di questa struttura e cosa possiamo fare tutti noi? Sì, proprio in questo momento mi trovo nel cantiere di questo progetto, il Centro per il contrasto alla malnutrizione infantile. A breve i ragazzi di cantiere inizieranno i lavori, sono tutti ragazzi del contesto che abbiamo formato per portare avanti questo progetto, che è anche una tecnologia molto innovativa, è la prima volta che viene utilizzata in Senegal, si chiama Rammer Dirt. Ci troviamo in un contesto rurale della regione meno sviluppata del paese, siamo nell'estremo sud del paese dove praticamente non c'è accessibilità ai servizi, specialmente quelli medici. Considera che qui non ci sono ospedali, ci sono solo delle infermerie, gli ospedali sono a 70 km di distanza, è una distanza veramente difficile da sostenere per qualsiasi famiglia, sia in termini logistici, quindi trasporti, sia in termini economici. Le condizioni di povertà diffusa, la mancanza di accesso a acqua potabile causa un rischio di malnutrizione e mortalità che ha il più alto tasso del paese, motivo per cui stiamo realizzando questa infrastruttura che ambisce a diventare un punto di riferimento per tutto il sud del Senegal, fare cura, prevenzione e sensibilizzazione comunitaria per quello che riguarda le pratiche nutrizionali e cercare di risolvere questa enorme problematica, perché qui c'è il più alto tasso di mortalità infantile. Con quali fondi state costruendo questa struttura? Bolosolo ha un principio di fondo per me molto importante, che è quello di unire i mondi. Infatti Bolosolo è una parola in lingua mandinga, che è l'etnia di maggioranza della zona, che è stata creata da un anziano che adesso non c'è più, un anziano del villaggio, che vuol dire il ponte della sopravvivenza. Metaforicamente è il ponte che vuole unire i mondi per cercare di diffondere la solidarietà e creare un futuro migliore. Abbiamo fatto una scelta che è quella di diffondere un principio di solidarietà, quindi non abbiamo fondi che provengono dal governo, dalla cooperazione, da partiti politici, ma solo donazioni private, perché è bellissimo sapere che dall'Italia, dal Giappone o dal Brasile c'è qualcuno che sostiene questo piccolo angolo di mondo dimenticato per cercare di migliorare le condizioni di vita. Quindi viviamo solo di donazioni private, 5 per 1000, e dell'aiuto di chi ama veramente, chi vuole amare il prossimo e unirsi a noi per cercare di cambiare questo piccolo angolo di mondo. Quanti italiani, quanti siciliani posso chiederti, perché questo insomma ci fa bene al cuore sentirti parlare. Quanti siete? È nata l'amicizia tra me e un italo senegalese che ha vissuto a Catania. Io sono di Catania, l'associazione nasce a Catania con un gruppo di professionisti, ingegneri, architetti, medici, avvocati, quasi tutti di Catania, che hanno portato avanti questa idea di portare soluzioni molto innovative per risolvere le problematiche. Puntiamo a progetti eccellenti, basandoci su un approccio multidisciplinare. Il gruppo italiano è quello che porta avanti la progettazione, la supervisione, la raccolta fondi, la sensibilizzazione, mentre poi c'è un gruppo in Senegal dove ci sono solo persone del contesto. Io vengo qui 6 mesi l'anno per cercare di formare, di portare avanti, fare anche le attività diplomatiche, e mentre localmente qui abbiamo tutto un team locale di 12 operatori locali più mediatori culturali e gli altri risorse umane di appoggio. Raul, però è un progetto che nasce da Raul, Catania. eravamo incuriositi con la collega dal sistema di costruzione, che non ci sembra esattamente, diciamo, quello che vediamo nelle nostre città. È vero? Sì, assolutamente. Diciamo che noi in quasi tutti i progetti cerchiamo di superare un principio, un'abitudine, che è quella di siamo in un contesto in via di sviluppo, quello che così viene definito, e quindi talvolta c'è un approccio di sufficienza, ovvero si fa quel poco perché qui non c'è niente. Noi vogliamo un po' ribaltare questo principio e puntare a portare quelle tecnologie che sono altrove, sono un po' l'elite, diciamo. Questa è una tecnologia molto utilizzata in Stati Uniti, Francia, che si chiama Rammer Dirt, ovvero terra compattata, che punta proprio ad avere ambienti molto molto durevoli, molto resistenti, sostenibili, con un alto isolamento termico, perché qui ovviamente la stagione secca è molto molto pesante.
e quindi sostanzialmente abbiamo realizzato le casseforme, anche qui realizzate localmente. Viene fatto un mix, un miscuglio di terre che viene poi compattata all'interno di cassaforma e poi esce questo muro. Ci sono infatti gli strati di compattazione. Il risultato è un muro molto solido, con un potere isolante molto forte, Raul, quindi permette di avere anche Raul, io ti ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è concluso, spero davvero di poterti rivedere in collegamento quando il centro sarà quasi ultimato, va bene? Quindi bocca al lupo e buon lavoro, buon lavoro. Lorena, allora davvero dicevo prima fanno bene al cuore queste cose. Sì, davvero che bella storia. Allora siamo in conclusione, ti leggo questo articolo dalla Repubblica che ci riguarda un po' tutti, perché è una pubblicazione scientifica che parla delle 5 età del cervello, sia adolescenti dal punto di vista del cervello fino a 32 anni, poi comincia il declino, vedete qua le varie tappe. Da 0 a 9 anni il cervello riorganizza le sinapsi e connessioni e continua a crescere sia materia grigia che corteccia cerebrale. Da 9 a 32 anni invece la materia grigia continua a crescere e si raggiunge il massimo della capacità cognitiva, quella che questo studio definisce appunto questa adolescenza molto dilatata. Da 32 a 66 anni il cervello smette di svilupparsi, inizia un periodo di stasi, si riduce la tendenza delle varie regioni a comunicare tra loro. Fino agli 83 anni le malattie, diciamo, legate ad esempio alla circolazione sanguigna cominciano ad erodere l'efficienza dei neuroni, in sostanza il cervello inizia a invecchiare. Da 83 anni in poi, diciamo, traguardo che adesso molti raggiungono, le aree attive si riducono. Non significa che il cervello smetta di funzionare naturalmente, ma cercano di sfruttare al meglio il minor numero di neuroni rimasti. Vabbè. Ognuno si collochi in quale fascia di cervello si trova. Bene, grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia si rinnoverà domattina, come sempre alle 8.